Ci sono voluti 2 anni, ma alla fine ce l'hanno fatta. Vedelago, Riese, Castello di Godego, Resana e Loria ora sono uniti, non fusi ma uniti, per mantenere la loro identità. Una grande festa a Villa Emo per la firma davanti al notaio, che prelude a dei cambiamenti nella gestione delle amministrazioni, ma non intacca il senso delle comunità. Una questione delicatissima, sulla quale sono sempre sfumate le fusioni, come ad esempio quella di Villorba con Ponzano e Povegliano, che dovevano diventare Terra Alta Veneta. Questa è la prima unione su base volontaria della provincia di Treviso. Pensando molto in positivo perché darà una svolta almeno ai nostri 5 comuni con l'abbattimento dei confini. Da adesso si inizia a lavorare con il nuovo organigramma, con le nuove consigli, con la nuova assemblea dei sindaci, dove i sindaci saranno quelli che grazie al primo sindaco che sarà capofila rappresenterà noi tutti e inizieremo a lavorare per il territorio. La svolta pratica per i cittadini sta tutta qua. I servizi saranno erogati dallo sportello del nostro comune, ma si ragionerà come un'area più vasta, andando a pianificare a livello più ampio quelli che saranno i servizi e la visione del futuro di quest'area. A quest'area guarda con interesse anche il sindaco Marcon, che potrebbe portare l'unione di tutto il mandamento con centro Castelfranco. Intanto l'unione dei comuni della Marca occidentale è già forte di un numero importante. 54.000 cittadini dei 5 comuni. Abbiamo già raggiunto tutte le famiglie con un'apposita comunicazione, chiarendo appunto quali saranno i vantaggi di questa unione. Per le attività che non verranno messe in unione non cambierà nulla, per le attività che andranno messe in unione cambierà moltissimo perché sarà un grande comune con una specializzazione degli uffici e quindi un innalzamento delle prestazioni che verranno date.